Vangelo secondo Matteo, capitolo 24. Gesù annuncia l'istruzione allo Tempio. Gesù, proprio da anni, era asciuto in do Tempio di Gerusalemme e se ne steve ien, quando si accostarono vicino a essa tutti i discepoli suoi, per la fa guardare tutta quella grandezza e bellezza dello Tempio di Dio. E Gesù rispondette a loro dicendo: aprite tutta questa fravoca così grossa. E beh, io vi posso assicurare che avverranno giorni che tutto questo tempio non resterà che una preda in coppa a preda, perché tutto questo tempio sarà smantellato. Poi Gesù si assettò in coppa monte a oliva e tutti i discepoli suoi si accostarono vicino a essa. Appartata tutte le latte le ricettano: Maestro, a noi tu puoi dire, ma quando succederanno tutte queste cose? E quale sarà il segnale della venuta tua e a fine di questo mondo? Gesù annunzia dolore e persecuzione. E Gesù rispondette: statevi accorti, tenete gli occhi sempre aperti e non vi lasciate affatturare nessuno, perché danno parecchi verranno rindo nome mio e vi diceranno: sono io Messia, e parecchi saranno pure ingannati. Sentirete parlare e guerre e fracasse guerra. Abbarate a voi e non vi allarmate, perché prima da succedere tutte queste, ma non sarà ancora la fine. Tutti i popoli si metteranno a fare guerra, si metteranno l'uno contro l'altro, un regno si metterà contro un altro regno. Vi saranno terremoti, peste e carestie, dentro a tutte le pizze del mondo. Ci saranno fatti in cielo, che faranno zellire la carne in quello ognuno di voi, ma tutte queste sarà solo il principio di tutte quelle sofferenze. E tanto metteranno in mano un quello a voi. Sarete arrestate, sarete rignute tra ficerie e sarete accise. Sarete odiate tutta la gente per mezzo del nome mio. E tanto, parecchi lasceranno pure la fede, e si odieranno e si scurnacchieranno l'uno con l'altro. Spunteranno in mezzo a voi parecchi profeti falsi e inganneranno parecchia gente. In quegli giorni l'infamità si spannerà così tanto in coppa a tutta la terra, che raffredderà pure l'amore dentro il cuore di parecchie persone. Ma chi avrà costanza e arriverà sino alla fine, chi sarà salvato. Dentro a questo tempo, questo Vangelo regna a destra per regare dentro a tutto il mondo, perché tutta la gente la vorrà conoscere e solo tanto arriverà alla fine. Alla fine lo Tempio è Gerusalemme. Quando vedrete dentro il Tempio di Dio, chi che farà a compiere un sacrilegio assai rosso, o schianta la respirazione, come l'ha chiamato il profeta Daniele, e chi legge si sforzasse a capire. Tanto tutti quelli che staranno dentro la terra della Giudea sarà meglio che se ne fuggessero in coppa ai monti, e tutti quelli che si troveranno dentro una massaria non tornassero più a rete per trasire in la città. Chi si trovasse in coppa alla loggia della casa sua non scendesse dentro la casa per sapere qualcosa, e chi si trovasse dentro la terra non tornasse a rete per sapere un mantello. Guai a quelle femmine prene e a quelle mamme che allatteranno i figli loro proprio dentro a quelle giorni. Priate pure perché tutte queste cose non vi succederanno né dentro viernes e manco dentro un giorno di sabato, perché l'afflizione tanto sarà assai rossa. Anzi che l'afflizione sarà più rossa di tutte quelle afflizioni che sono successe quando Dio ha creato il mondo, sino all'epoca oggi. E roba a questa non me ne sarebbe nata che potesse essere soccia a questa. E se quelle giorni non venissero accorciate, nessuno si salveria, ma proprio per mezzo di tutte le giuste quelle giorni saranno accorciate. Tanto se uno vi dicerà o viccan o Cristo sta qua, o vi dicerà o villan o Cristo sta là, voi non ci credete, perché spunteranno tanti profeti falsi e tanti Cristo falsi, che pure loro si metteranno a fare cose rosse e miracoli e cercheranno di ingannare. Se questo fosse possibile, pure tutti quelli che Dio si scivano, o viccan io ve l'ho voluto dicere. O ritorno lo figlio e l'uomo. E tanto, se vi dicessero, o Messia sta in deserto, non gli date là pure voi. E se vi dicessero, o Messia sta nascosto qua, sta dentro le camere, voi non gli evitate l'ora. Perché come una lampa parte alla lavanda e arriva sino a ponente, a così sarà pure venuto lo figlio e l'uomo in coppa a sta terra, perché addosseranno i corpi dei morti, là si cucchieranno tutta la vortoia.
a fine romuna. Subito dopo l'afflizione che gli urna, o sole si scurerà, a luna perderà tutta la luce sua, e tutte le stelle cadranno a cielo, e tutte le potenze del cielo saranno squancassate. Tanto accomparrà in cielo il Signore, figlio e l'uomo, e tanto si fatteranno in piedi tutti i popoli della terra, e vedranno il figlio e l'uomo venire in coppa in nuvole del cielo, con una potenza e con uno splendore mai veduto prima di tanto. Issa manderà tutto l'angelo suo e a tutte le pizze del cielo e la terra, e con suoni e una tromba accucchieranno innanzi a Dio tutte le amici suoi che sono state annate, a tutto quanto viene del mondo, a una venatura, a nata del cielo. E segni dei tempi. Rovere figlio, imparatevi queste parabole. Quando vedete che i fraschi suoi stanno per diventare tenere, si cominciano già a spuntare i primi fronti. Voi capite subito che la stagione è avvicina. A così, pure quando vedrete che tutti questi fatti staranno per succedere, ricordatevi che il regno di Dio è vicino a voi. Sta innanzi a portare a casa vostra. Io vi posso assicurare che non passerà che stagione prima che tutto questo succederà. I cieli e la terra passeranno, ma le parole mie non passeranno mai. O tempi del giudizio. Quando poi arriverà quel giorno e che l'ora del giudizio nessuno può sapere, perché sarà tenuta una scusa pure a tutto l'angelo del cielo, e manco figlio dell'uomo può sapere, perché solo il Padre conosce quel giorno. Come è successo al tempo di Noè, la stessa cosa succederà pure quando verrà il figlio dell'uomo in coppa a sta terra. Come succedette in quei giorni, prima che venisse il diluvio, quando tutta la gente mangiava e beveva, censurava e si maritava, insino a quando Noè non trasette in dall'arca, con tutti i figli suoi, e nessuno di loro se ne addunaia, e tutto quello che stava per succedere, insino a quando non venette che lo diluvio, che ronzaia in coppa la faccia alla terra tutta quella gente. La stessa cosa succederà quando tornerà nata volta il figlio dell'uomo. Tanto, se due staranno a faticare in la stessa massaria, una che li due verrà pigliata e l'altra sarà lassata. Se due femmine staranno in lo stesso centimolle per sfragnare o rana, una che le due sarà pigliata e l'altra lassata. A vigilanza o mariuola in notte. Imparate a voi vuole a queste cose, perché non sapete da quale giorno verrà il Signore vostro. Tenete sempre a mente questo, se un padrone di casa sapesse a che ore notte venisse un mariuolo, certamente staria sciatata e non se la staria scassinare a casa sua. A così pure voi tenetevi preparate, perché il figlio dell'uomo verrà quando voi meno ve l'aspettate. A parabola serve fedele e infedele. Chi è che lo serve fedele e attempato che il padrone suo ha messo a capo tutte le serve sue, per ognuno di loro un magnà a tempo rebete? Viate sarà chi lo serve se il padrone suo, quando torna in casa sua, lo troverà infaccinato a far così. Io vi assicuro che il padrone metterà in mano sua pure tutti quelli bene che stanno in casa sua. Se invece chi lo serve fosse un fame e pensasse in cuore suo, tanto il padrone ti ricarrà a venire e a cominciasse a regnare e mazzate tutte là di serve, a cominciasse a fare pazzi con tutte imbriacone del paese, e si mettesse a mangiare e a si imbriacare insieme con loro i veriche, guai a essa. Perché il padrone suo può tornare in da un giorno, che essa manca se l'aspetta, e rinda un'ora che essa non sa, o castigherà buono e meglio, o lo varrà subito a mezzo alla di serve, e lo metterà a mezzo infame, a dove farà luccare per tutto il resto della vita sua, chiagnendola e facendola luccare con manure sparate.